Sabato prossimo 19 gennaio per la 13ª ed ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie B2 Girone I, la SEAP Pallavolo Aragona sfiderà il Volley Jar Catania, allenato dall'esperto Claudio Mantarro. Uno dei punti forza del sesteto tipo è senza dubbio Marcela Nielsen, ultima arrivata in casa Giarra e autrice di 33 punti nel match di sabato scorso. Da tenere sott'occhio anche la palleggiatrice Paola Rotella, la schiattatrice Roberta Chiesa e il libero Rossana Gueli. Il derby si disputerà alle ore 18 al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento e sarà diretto dal primo arbitro Fabio Piave di Como e dal secondo Gentile, anch'esso proveniente dalla Lombardia. Ed ora il calcio, con la sconfitta di sabato scorso contro l'Oratorio Ciro e San Giorgio e Marineo, l'Olimpica Acregas compie un passo indietro, uscendo momentaneamente dalla zona playoff. Le dirette rivali infatti hanno conquistato punti importanti ed ora l'ultimo posto utile per accedere agli spareggi e promozione dista 3 punti. Nulla di compromettente, è chiaro, a patto però che nei prossimi 5 impegni si riescono a fare risultati e punti necessari per scalare la graduatoria. Domenica arriva all'Esseneto e le Balestrate con pagine battuta in andata per 2-3, poi si va a Vallelunga e quindi ritorna in casa per lo scontro diretto con il capolista Salemi. Subito dopo trasferta a Partinico con il Don Bosco e quindi ancora all'Esseneto per ospitare il Cinque Torri Folgore di Castelvetrano. Per affilare le armi, la compagine dei Templi di Giovanni Falsone sarà in campo alle Bruccolere per un amichevole con i cugini del Propavara. Infine, da mercoledì scorso sono in prevendita i biglietti per la gara olimpica Acregas Balestrate, in programma proprio domenica prossima 20 gennaio alle ore 15 allo stadio Esseneto e valida per la terza giornata di ritorno del campionato di promozione. I tagliandi sono in vendita presso la pizzeria e rosticceria Pizza Stadio al costo di 6 euro per la tribuna coperta e di 4 euro per la curva sud. I bambini fino a 10 anni entreranno gratis.